Alleluia, pace a tutti, buonasera. Alleluia, buonasera. Alleluia, prima di iniziare questo culto, prendi la mano del tuo fratello e dici: sei benvenuto nel nome di Gesù. Oggi siamo venuti qui per adorare, innalzare il nome di quello che è morto, ma vive e regna per tutti sempre. Amen, alleluia. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo il Dio che ci salvò. Egli e non noi. Egli, non noi che ci creò. Si prostri Ogni tribù e nazione al supremo Dio. Al supremo Dio, lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Cantiamo insieme. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò. Si prostri ogni tribù e nazione al supremo Dio, al supremo Dio, lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Lode, onore e ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore e ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore ancora una volta. Lode, onore e ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh. Noi esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh. dichiariamo insieme lode, Onore e ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Lode, onore e ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Più forte. Noi esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo
volta, vogliamo sentire più forte. Esaltiamo, 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 esaltiamo Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Facciamo un grande applauso a colui che se lo merita. Alleluia. Padre, noi siamo qui per ringraziarti. Ti ringraziamo per un'altra settimana che è passata, ti ringraziamo per un altro giorno di vita che ci hai dato, ti ringraziamo per questa chiesa, per i nostri fratelli, per i nostri amici, la nostra famiglia, ti ringraziamo perché il tuo Spirito Santo è già qui, ti ringraziamo perché tu sei qua fin dalla preghiera, dalla intercessione, adesso nel culto, nell'adorazione, nella lode, nella predicazione, tu sei sempre qui in mezzo a noi e noi vogliamo dichiarare, Signore, che non c'è nome al di sopra del tuo, tu sei degno. Yahweh, noi dichiariamo il tuo nome, noi dichiariamo il nome di Gesù su ogni persona, su ogni vita, su ogni famiglia, noi dichiariamo il nome Gesù su questa nazione, tutti si inginocchieranno e tutti proclameranno il nome Gesù, Padre, che tu possa ricevere la nostra adorazione, la nostra più sincera lode, Signore, la nostra preghiera, è tutto per te, Signore, il tuo Spirito Santo possa avere la libertà di muoversi in mezzo a noi, di toccare i nostri cuori, di trasformarci, di rinnovarci, di ravvivarci nel nome di Gesù, non lasciarci uscire da qui come noi siamo entrati. Vogliamo essere diversi, Signore, vogliamo essere riempiti con il fuoco dello Spirito Santo nel nome di Gesù, Signore, non tanto per ciò che tu puoi darci o ciò perché tu puoi fare per noi, ma sì perché tu sei degno. Ricevi ogni lode, ricevi ogni adorazione. Noi ti ringraziamo, Padre. Amen. Non meritavo il prezzo che lui pagò, no. Come spiegare questo amore? Come spiegare che lui portò i miei peccati? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come io potrei vivere lontano da te? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come io potrei vivere lontano da te? Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Come spiegare questo amore? Come spiegare che lui portò i miei peccati? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come
io potrei vivere lontano da te, come io potrei vivere senza il mio amato, come io potrei vivere lontano da te. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. So che niente di questo mondo, né la morte né la vita mi separerà da te. Neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte, niente mi separerà da te. So che niente di questo mondo, nella morte nella vita mi separerà da te. Neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte, niente mi separerà da te. E io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio, come io ti amo. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, niente e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono e tu sei mio. Io sono del mio amato, io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Sì, io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente
come io ti amo, Signore. E niente cambierà l'amore che io ho per te. Io sono tuo e tu sei mio. Io so che niente di questo mondo, nella morte, nella vita mi separerà da te. Niente, no, neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte, niente mi separerà da te. Oh mio Signore, so che niente di questo mondo, nella morte, nella vita, niente mi separerà da te. Neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte, niente mi separerà da te. Niente mi separerà dal tuo amore. Neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte, niente mi separerà da te. Amore che hai per me, io sono del mio amato e lui è mio. Ti amo, niente in questo mondo mi separerà, niente cambierà. Sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato, io ti amo, io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Tu puoi dichiarare: io sono del mio amato, io sono del mio amato e lui è mio. Tu puoi dichiarare forte: io sono del mio amato, io sono del mio amato e lui è mio. Tu sei il mio amato, io sono del mio amato e lui è mio. io sono del mio amato, Io sono del mio amato e lui è mio. io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Il mondo mi separerà e niente cambierà. Niente cambierà. Che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Vogliamo dichiarare la tua presenza, Gesù. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti
aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Dichiaro già il cuore pronto. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego Gesù, ti prego vieni e riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, soltanto la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui. Dichiara questo. Dio, tu sei qui, vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Fammi restare, tu sei qui. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me. Fammi restare. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo.
Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo, Tu sei Signore, Dio grande. Dio Elohim, tu sei santo, Tu sei santo, Signore, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim. Dichiara con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Tu sei santo. Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo. La tua chiesa dichiara, tu sei Signore, Dio grande, tu sei degno. Dio Elohim, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo. Santo, sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, Dio Elohim. La sposa dichiara, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, con tutto il cuore, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo, mio amato, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, tu sei santo, Gesù, santo, mio Signore, sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, dichiariamo, tu sei santo, sei santo, santo, tu sei santo. Sei Signore, Dio grande, Dio Elohim, Dio Elohim, Amen. Può essere più forte questo applauso a colui che è santo, a colui che è degno, all'agnello che si è immolato, si è sacrificato per noi, a colui che merita tutta la nostra lode, la nostra adorazione, a colui che merita il nostro cuore, a colui che merita la nostra vita, a colui che merita il meglio che noi possiamo offrirgli oggi e sempre. Questo è Gesù Cristo, il nostro Dio, il nostro Re, il nostro Salvatore,
il nostro Padre, il tutto per le nostre vite. Amen. E siamo qua per adorare il suo nome, per santificarlo. Io credo che Lui sia già presente in mezzo a noi questa sera. Lo credo perché io ho sentito la sua presenza durante le lodi. Ho sentito la sua presenza finché cantavamo quella lode che diceva che Dio ci ama di un amore così grande che niente potrà mai dividerci da Lui, né principati, né potenze del mondo presente, del mondo futuro, né spada, né morte, né malattia, né altezze, né profondità, niente ci potrà mai separare dal suo amore. Finché cantavamo quella lode io ho sentito la sua presenza nel mio cuore, ho sentito la sua presenza finché adesso lodavamo tutti insieme come chiesa: santo, 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 perché dove una chiesa è unita a lodare, Lui si fa lì presente. E noi è questo che dichiariamo: siamo uno, siamo uniti, ma lo siamo in Cristo, perché Lui è qua, è il Signore di questa chiesa, è il Signore di ogni casa qua presente, qua rappresentata, è il Signore delle nostre vite e a Lui va tutta la nostra migliore adorazione. Amen. 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 Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Possiamo accendere le luci. Vi voglio rubare alcuni minuti per dare un po' di avvisi per questi giorni prima di proseguire con la serata, con la predicazione della parola. Io sono sicuro che Dio abbia preparato qualcosa di specifico per il cuore di tutti quanti noi, ma diamo qualche avviso per i prossimi giorni. A cominciare da domani mattina ci sarà il nostro B-Brazer degli uomini qua in chiesa. Domani mattina B-Brazer! Domani mattina B-Brazer! Mamma mia! Speriamo che domani mattina ci siano più forti, siano più forti questi uomini. Domani mattina B-Brazer? Dopo c'è il B-Brave, per piacere, quindi facciamo una bella figura, che sennò dopo le donne ci umiliano. Facciamo conto fino al 3, così facciamo sincronizzato. Domani mattina c'è B-Brazer, 1, 2, 3. Oh, grazie, bene. Un applauso agli uomini. Più di incoraggiamento che di onore. Alle 9 tutti gli uomini vi aspetto domani mattina qua in chiesa, un caffè insieme, un B-Brazer, una mattinata per noi, con la presenza di Dio, con una parola per noi. Non mancate a questo appuntamento, invitate qualcuno, sarà un tempo meraviglioso tra noi uomini della Chiesa. Prossimo avviso: discepolato per il battesimo. Bene, domani metterò nuovamente il link per iscriversi sul gruppo della Chiesa, per chi ancora fosse interessato a partecipare, ancora non sei iscritto, ma chiuderemo le iscrizioni domani sera perché cominceremo il discepolato nella prossima settimana, quindi già a partire da domani cercheremo di sincronizzarci con chi si è già iscritto per trovare un orario che possa andare bene a tutti durante la settimana per fare i nostri incontri. Quindi dalla settimana prossima inizieremo il discepolato per il battesimo, poi vi avviseremo per quando sarà il giorno dei battesimi, dove tutta la Chiesa, come ogni anno, è invitata. Saranno al lago i nostri battesimi, sarà un tempo meraviglioso dove tutta la Chiesa potrà unirsi a celebrare questo giorno, a rallegrarsi della vita dei nostri fratelli, sorelle che consegneranno in questo modo, attraverso le acque del battesimo, la loro vita a Gesù. Prossimo avviso: il grande invito, be brave! Domani mattina B-Brazer! Il 14 giugno, domenica alle 4:30, tutte le donne qua invitate a partecipare al loro Be Brave con questo tema, il grande invito. Di che cosa si tratterà lo scoprirete se verrete qua, quindi venite, non mancate il 14 giugno, sarà una domenica, invitate come sempre qualcuno per essere qua con voi. È una giornata per le donne, ma vi dovete iscrivere addirittura.
vi dovete iscrivere per partecipare, perché ci sarà una cena. Ok, corretto. Quindi iscrivetevi, non so come, ma vi potete iscrivere sicuramente attraverso il gruppo delle donne della Chiesa. Se non sei nel gruppo delle donne, parlate con la pastora Andrea che vi può mettere nel gruppo delle donne della Chiesa. Prossimo avviso. Basta avvisi. Ci alziamo in piedi, allora facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato questa forma di adorazione in questo momento, sei invitato a consegnarla. Puoi farlo attraverso questo cestino. Là dietro ci sarà una tesoriera che ti aiuterà con la carta se vuoi dare la tua offerta in questo modo. E come diciamo sempre, preghiamo in questo momento, pregheremo per consacrare queste offerte, e le consacriamo perché non vogliamo che siano una semplice donazione. Quello che vogliamo è che possano essere veramente una forma di adorazione a Dio. All'interno della parola Dio si compara, o quantomeno chiama Signore, soltanto un'altra entità al di fuori di se stesso, che è il Dio del denaro. E quando noi consegniamo le nostre offerte, in qualche modo noi stiamo dicendo: Dio, io servo solo a te, non ho compromesso con nessun'altra divinità, non ho altri signori nella nostra vita, tutto ciò che ho è tuo. E quindi in questo momento tu, portando la tua offerta, la tua decima, io credo tu stai adorando Dio, identificandolo come unico Signore della tua vita. Ma preghiamo anche perché attraverso queste offerte quest'opera possa continuare ad andare avanti, a raggiungere persone e in qualche modo anche a benedire ogni famiglia che già è qua presente. Amen. Signore Gesù, in questo momento consegniamo a te le nostre decime, le nostre offerte, e ti preghiamo, Signore, che possano essere usate al meglio per la tua Chiesa, per la tua opera, Signore, affinché possiamo continuare a migliorare, essere più rilevanti, a raggiungere anime, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, quello che desideriamo è che veramente tu possa compiere appieno la tua volontà attraverso questa Chiesa, che non per la gloria di questa Chiesa, ma per la tua gloria, che sia per te, per santificare e glorificare il tuo nome. Ma ti preghiamo anche, Signore, affinché queste offerte possano arrivare a te non come una semplice donazione, non solo per il mantenimento di quest'opera, ma ancora di più per glorificarti attraverso la nostra adorazione. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Por onde for, você está comigo. Eu me abrigo por onde for. Tenho lugar na mesa. Pode se chegar, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tenho lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Padre, em nome de Jesus, Senhor, noi questa sera vogliamo pregare, Signore, per questo tempo che noi vivremo insieme a Te, per la Tua parola che sarà ministrata, perché la Tua presenza è già qui in mezzo a noi, perché noi sentiamo già, Signore, il muovere del Tuo Spirito Santo. Noi sentiamo già, Signore, che il Signore sta parlando ai nostri cuori. Padre, non lasciarci distratti, non lasciarci, Signore, a pensare in cose che abbiamo vissuto questa settimana, Signore, ma riportaci qua, Signore, per ascoltare, per sentire la Tua voce, Signore, e per vivere insieme questo tempo di essere Chiesa, Signore. Pai, noi chiamiamo il Tuo Spirito Santo, noi chiamiamo la Tua presenza che è capace di trasformare, di cambiare, Signore, la Tua presenza che è capace di direzionare la nostra vita, la Tua presenza che è capace di guidare ogni nostro passo, Signore. Noi chiamiamo la Tua presenza, Signore, sulla nostra vita, Signore. Spirito Santo, riempici della Tua presenza, riempici, Signore, con la Tua unzione, riempici, Signore, di Te, Gesù, che il nostro io possa cadere, che la nostra presenza qui, Signore, non sia più sentita, ma la Tua presenza sia, Signore, ciò che è importante in questo luogo, Signore. Spirito Santo, muoviti la nostra mente, muovi il nostro cuore, Signore, che noi possiamo essere incendiati e risvegliati alla Tua presenza, Signore. Che il Tuo Spirito possa commuoverci, Signore, che il Tuo Spirito possa guidarci, Signore, che il Tuo Spirito possa generare in noi una fame ancora più grande della Tua presenza, Signore. È ciò che noi vogliamo, Gesù, la Tua presenza, Signore. Noi vogliamo la Tua presenza, Padre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Alleluia. Pace a tutti. Come state? Bene? Avete caldo, vero? Settimana prossima avremo 2 ventilatori nuovi, quindi ci sarà un po' meno caldo, non avere tanta aspettativa, ma nel nome di Gesù migliorerà. Amém? Perché è appena iniziato l'estate ancora, quindi c'è tutto giugno, luglio, agosto e setembro sarà freddissimo nel nome di Gesù. Amém? Alleluia. Aprite la vostra Bibbia in Luca, capitolo 15, dal versetto 17 al versetto 24. Alleluia. Esistono periodi nella mia vita, non so se anche tu hai vissuto questo, ho già passato, che Dio comincia a ministrare qualcosa di molto forte, e tutto quello che tu vedi, i video che tu vedi, le predicazioni che tu vedi, le canzoni che tu vedi, cominciano a ministrare quello lì. Cominciano a dire quello, cominciano a portarti a quello lì. E da un po' di tempo, io ho già parlato un pochino di questo anche nel rifugio, da un po' di tempo Dio mi sta parlando di questa parola,
che è una parola che io ho imparato a memoria quando facevo la scuola biblica domenicale e la pastora ministrando lì mi ha ricordato che una volta noi facevamo le gare tra i credenti, era chi imparava più versetti o chi imparava più salmi della Bibbia, e quindi mi ricordo che ho imparato la storia del figlio prodigo a memoria, però da un po' di tempo il Signore mi sta parlando in modo molto diverso di questa parola, e io voglio condividere con voi questo testo. Amém? Leggiamo insieme? Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno in abbondanza, hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò del mio padre e dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Contro di te, non sono più degno di essere chiamato il tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò, e il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Metteteli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammassatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Amém. Questa è una frase che mi sta parlando tanto, che è questa frase rientrato in sé. Questa frase che può passare un po' desapercebida? Come? Inosservata, è molto importante. Secondo me questa frase è la più importante di questo testo qua. Perché? Perché io immagino quel giovane vivendo la sua vita e arrivando a dove lui è arrivato. La Bibbia dice che lui è stato mandato a pascolare i maiali e desiderava mangiare quello che i maiali mangiavano, ma nessuno lo lasciava mangiare. Però prima di questo giovane era un giovane ricco, era a casa del padre, aveva tutto quello che un giovane poteva desiderare. Ma un giorno lui ha deciso di uscire dalla casa del padre per vivere le sue esperienze. Ma la Bibbia non ci dice quanto tempo è passato tra i giovani che è uscito dalla sua casa e i giovani che desideravano mangiare quello che i maiali hanno mangiato. Ma io non penso che è stato da un giorno all'altro. Eu non penso che questo è successo, è uscito dopo una settimana. E lui sicuramente aveva tantissimi amici quando è uscito, perché era pieno di soldi. Sicuramente lui faceva festa, pagava per tutti, era pieno di gente intorno a sé. Eu mi immagino questo percorso di questo giovane, uscendo da casa del suo padre e non capendo in quello che stava entrando, non capendo il percorso che lui stava facendo. Ma ogni volta che lui andava avanti, ogni volta che lui stava vivendo, lui stava allontanando ancora di più da casa del suo padre. E non penso che lui si rendeva conto di quello che lui stava vivendo. Non penso che lui sapeva e notava: oh, io sto andando troppo lontano, i miei amici stanno svanendo, i miei soldi stanno finendo. La sua storia, la sua mente si è cauterizzata piano piano. Lui aveva tutto, lui aveva vesti belle, lui aveva tutto quello che un figlio amato può desiderare. Lui aveva una casa accogliente, lui aveva tutto quello. Ma lui ha deciso fare la sua esperienza, e le sue esperienze lo hanno portato lontano dalla casa del padre. E immagino che non è passato un giorno, 2 giorni, ma questo giovane dalla casa di un padre perfetto si è messo
a volere mangiare quello che i maiali mangiavano. Come fa una persona vivere così bene a casa del Padre e andare così lontano e non percepire che sta vivendo quello lì? Come fa una persona non notare quello che lui aveva prima e vivere in quel modo lì? Sapete che questo succede molto spesso oggi. Questo succede molto spesso. Noi cominciamo a dire: ho bisogno di più tempo per me, io ho bisogno di fare le mie cose, e cominciamo piano piano ad allontanarci dalla presenza del Padre, ad allontanarci dalla casa del Padre. È una frase che Dio mi ha detto mentre io preparavo questa parola: è lontano dalla presenza non c'è la potenza. Lontano dalla presenza non c'è la potenza. E io non voglio parlare tutto il tempo del figlio prodigo, però Dio mi ha ministrato così forte, partendo dal figlio prodigo a questa parola qua. Quante volte noi stiamo vivendo, stiamo in una zona di caos, stiamo in una zona di tristezza, in una zona di angustia, e non sappiamo il perché stiamo vivendo quello. Ma un giorno c'era la gioia, c'era l'allegria, c'era la felicità dentro di noi. Ma noi abbiamo deciso di allontanarci dalla presenza del Padre e piano piano viviamo una vita dove le persone guardano e dicono: non era l'Andrea, quella persona piena della presenza del Signore, ma cosa è successo con l'Andrea? Come ci è arrivata fin lì? Allontanando-ci un po' alla volta. Allontanando-ci un po' alla volta. Allontanando-ci un po' alla volta dalla presenza di Dio. Quel giovane, non penso che lui ci ha messo pochi giorni per allontanarci. Piano piano lui ha continuato ad andare avanti. Ma niente è successo nella vita di questo giovane finché questa frase non è stata detta. Allora, rientrato in sé. Quando questo giovane è rientrato in sé, quando lui ha cominciato a notare quello che lui stava vivendo, allora lui ha detto: io ho bisogno di cambiare. Come faceva lui a non capire che la casa del suo padre c'era di tutto e lui stava mangiando, cercando di mangiare quello che i maiali mangiavano? Perché la sua mente era così cauterizzata dalle informazioni che gli venivano buttate addosso, cauterizzata dalle storie che gli raccontavano. E questo succede quante volte noi vediamo persone piene della potenza e della presenza dello Spirito Santo, allontanate dalla casa del Padre. E tu dici: ma come è successo da un giorno all'altro? Il cuore è cominciato a allontanarci prima e poi un passo dopo l'altro. Un passo dopo l'altro, tu vedi una persona che tu ti specchiavi in lei vivere qualcosa che tu non avevi mai immaginato. Ma in questa storia c'è un'altra persona che è il Padre. Il Padre non si è mai smesso di aspettare che questo figlio tornasse a casa. Non ha mai smesso di aspettare che questo figlio tornasse a casa. Ma il figlio doveva capire quello che lui aveva perso. Il figlio doveva intendere quello che lui aveva perso. Ci sono persone che a volte ci chiedono: venite qua a pregare perché c'è questo, sta succedendo questo, quell'altro nella mia vita. Ma scappano dalla presenza. Senza la presenza di Dio non c'è la potenza di Dio. Nella presenza di Dio c'è l'abbraccio di Dio. Nella presenza di Dio c'è cambiamento di vesti. Nella presenza di Dio c'è un anello che significa il sigillo. Nella presenza di Dio c'è un'alleanza. Nella presenza di Dio c'è gioia. Non è perfetto, perché quando quel giovane è tornato è successo che il suo fratello ha blaterato, a questo. Non è che è tutto perfetto, ma la presenza del Padre esiste protezione. Nella presenza del Padre c'è la potenza.
E lontano di quella presenza non possiamo vivere questa potenza. Ma quel giovane ha ritornato in sé, ha pensato: che cosa sto facendo io? Quanti servi di mio padre oggi hanno abbondanza di pane, quello che io avevo? Quanti servi di mio padre? Io sono figlio di mio padre, non sono servo. E loro vivono, non stanno qua a desiderare mangiare quello che i maiali mangiano. Allora io ritornerò e andrò dal mio padre e dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono degno di essere tuo figlio, ma prendimi come tuo servo. A minha preghiera oggi è che Dio faccia con che la nostra mente abbia un scatto nuovo per questo tempo che noi stiamo vivendo. Oggi c'è una fama, una moda molto grande di TDAH, non so come si chiama, e sembra che metà della popolazione mondiale c'è questo qua. Però io penso che è eccesso di informazioni. È eccesso di informazioni che ci mettono nella nostra mente. Tu hai bisogno di questo, tu hai bisogno di questo, tu hai bisogno di questo, tu hai bisogno di questo. E quando vediamo, siamo così pieni di altre cose che stiamo mangiando quello che non è per noi. Stiamo mangiando quello che non è per il figlio. Noi stiamo mangiando cose che non sono fatte per noi. E senza percepire, a nostra mente è cauterizzata. E a volte tu, non so se succede anche a te, a volte tu fala: mio Dio, aspetta che oggi non è ancora neanche stata la presenza del Signore, oggi non ho fatto niente, sono stata solo a fare le cose che mi spingevano a fare e sono lontana. A volte mi prendo con queste sensazioni così. Ma la mia preghiera oggi è che noi capiamo quello che noi stiamo vivendo e come noi stiamo vivendo. Perché se noi non rientriamo in sé, se noi non entriamo in noi, se noi non capiamo la vita che noi viviamo, le circostanze che noi viviamo, se siamo lontani o se siamo vicini, se stiamo mangiando o cercando di mangiare queste cose che il nemico ti sta dando, o se noi stiamo compiendo quello che Dio ha per noi. La potenza di Dio è stata ridicolizzata, perché oggi si pensa che tutto ciò che noi possiamo fare è tramite la forza del nostro braccio. Si pensa che quello che noi possiamo costruire è con la forza del nostro braccio. Ma io ti dico una cosa: se tu sei un credente, se tu sei un figlio di Dio, se tu sei un ambasciatore di Cristo in questa terra, noi non possiamo vivere solo di cose naturali e fatte con la forza del nostro braccio. Non siamo fatti per vivere di cose solo naturali, ma di cose sovrannaturali. E la potenza di Dio è stata così banalizzata che noi non ci crediamo quando qualcuno dice: io so che Dio può guarirti. Ma Dio lo può fare. Dio lo può fare. E la Bibbia dice che Dio lo può fare. E la parola di Dio dice che noi faremo ancora cose più grandi che Lui. Ma cosa è che stiamo facendo? Noi stiamo vivendo la nostra vita nel naturale, respirando nel naturale, aspettando nel naturale. Perché? Perché le informazioni che noi abbiamo vissuto è: se io mi organizzo in questo modo, io potrò vivere questo. Se io faccio questo, io posso vivere questo. Ma a volte Dio ti sta urlando qualcosa e dice: figlia, rientra in sé. Io ho qualcosa di nuovo per dichiarare, per dirti, ma tu non mi stai ascoltando, perché le informazioni che stanno mettendo nella tua mente sono troppe. Le informazioni che stanno generando in te sono troppe. Le informazioni che stanno buttando contro di te sono troppe. E tu stai pensando al naturale, non allo spirituale. Non allo spirituale. E se noi siamo credenti, noi non siamo fatti per vivere solo
nel naturale. Il naturale fa parte della nostra quotidianità, ma noi siamo coloro che faranno vedere la potenza di Dio su questa terra. E quando c'è una persona inferma e Dio ci dice vai e prega, vai e dici, vai e fai. Io da un po' di tempo sto vivendo qualcosa di nuovo in Dio che non ho ancora capito. È qualcosa che io sento dentro di me quando sto pregando per la persona, quello che la persona sta sentendo. E 3 volte mi è successo, io sono stata male in queste 3 volte. Ma io penso che Dio sta cercando di dirci qualcosa. Eu penso che Dio sta cercando di svegliarci in questo tempo. Però la Chiesa si è addormentata. La Chiesa prende una storia, quello che ha vissuto un manuale scritto e dice: io ho fatto così, è funzionato, io continuerò a fare così. Ma nella Bibbia noi sentiamo e vediamo che Dio ha scritto, ha mandato lettere a tante chiese diverse, con direzioni diverse, come muoversi in modo diverso. Nell'Apocalisse ci sono certe carte che dice: ascoltate ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa. Ascoltate ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa. E la voce dello Spirito Santo è stata oscurata da tante altre voci. La voce dello Spirito Santo è stata oscurata dal nostro volere, dal nostro sapere fare, dal nostro sapere muovere. Ma lo Spirito Santo dice: quando è che darai spazio perché io possa compiere lo straordinario che tu non puoi farlo? In naturale ci sono migliaia di persone che riescono a fare. Ma dov'è la Chiesa del Signore che ascolta la voce dello Spirito Santo, di ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa e vai a compiere il miracolo che Dio ha detto? Dov'è la Chiesa di questo tempo? Dov'è la Chiesa che si alza con una direzione nuova e dice: nonostante le persone dicono tu non riuscirai, tu dici: ce la farò, perché nonostante tu stai dicendo di no, Dio ha detto di sì. Nonostante non ce l'abbiamo, Dio ha detto di sì. Nonostante noi non ci abbiamo messo per farlo, Dio ha detto di sì. E se Dio ha detto di sì, allora noi faremo. E questa è l'aspettativa che Dio ha di noi. Questi segnali seguiranno quelli che credono. Schiacceranno le serpenti, espulseranno demoni, parleranno nuove lingue, profetizzeranno, metteranno la mano sull'infermo e lui sarà guarito. Rientriamo in noi. Lo Spirito Santo ha un'aspettativa molto alta della Chiesa del Signore e nessun altro lo può fare. Nessun altro lo può fare a non essere la Chiesa del Signore Gesù. Oggi Dio ci chiama per rientrare in noi e per intendere quello che noi stiamo vivendo e per chiedere direzioni. Signore, tu stai dicendo, tu stai urlando, tu stai parlando come dobbiamo muoverci. Io so che il Signore ha un'aspettativa per questa Chiesa in questo tempo. Così come il Signore ha detto: ascoltate ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chi è disposto ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e muoversi? Chi è coraggioso abbastanza per muoversi in ciò che lo Spirito dice alla Chiesa? Il Signore sta aspettando quelli che non hanno la mente cauterizzata dalla paura, che dice: viviamo nel naturale, costruiamo nel naturale, viviamo. Noi dobbiamo credere così tanto in Cristo, il nostro Salvatore, che quando qualcuno ci viene a mettere in dubbio di ciò che noi stiamo vivendo in Cristo, questo pensiero possa passare lontano, non possa minimamente toccarci. Se Dio ha detto, questo succederà. Ieri stavo camminando qua, eravamo qua in chiesa, eu estava caminhando sul parquejo
E non so se sapete che i portoni della chiesa non sta funzionando da più o meno una settimana e mezza, non si sta aprendo, e ogni giorno si blocca di più. E noi stiamo pregando per risposta, non stiamo pregando per risposta? Stiamo pregando per risposta. E se noi preghiamo per risposta, noi dobbiamo credere che noi serviamo a un Dio che risponde. Se noi preghiamo per risposta, noi non possiamo banalizzare e ci preghiamo, oh, Dio risponderà. No, Signore, io sto pregando. Dov'è la risposta, Signore? Eu non voglio muovermi perché io ho aspettativa. Allora io ho cominciato a pregare, Signore, questo portone si sta chiudendo perché il Signore vuole che noi andiamo via da qui. Signore, il Signore ha già preparato qualcosa? Signore, cos'è che il Signore sta dicendo? Perché che questa porta non si apre? Perché a volte Dio ci parla e noi non ascoltiamo. E Dio ci muove nel naturale, perché noi possiamo capire. A volte Dio... Eu sempre mi ricordo che un giorno dovevamo mandare una cellula e siamo arrivati in questa cellula, è successa una manifestazione spirituale del male. Però quel giorno lì io dovevo andare da sola. E in quella cellula c'erano pochi credenti. Solo che Enrico doveva andare in un'altra cellula, solo che questa cellula ha fatto un'ora prima e lui non era uscito, e lui ha detto, allora vado con te, amore, se non vado arrivare in quella cellula che ha già finito, allora vado con te. Eu não credo que exista coincidência no mundo espiritual. Eu credo que Deus se move e Deus lo fa. Questo non era uma coincidência, era Deus que estava protegendo a sua chiesa e o seu popolo. E quando siamo arrivati lì, se io fossi da sola non saprei cosa fare, ma Dio ha inviato il mio marito insieme a me. E io sempre mi ricordo che Dio a volte Lui chiude una porta, Lui fa delle cose, Dio muove come Lui vuole, perché a volte Lui ti dice, a volte noi facciamo preghiere che sono risposte in un altro modo, perché se Dio ti sta direzionando ma noi non ascoltiamo, allora Dio muove tutto intorno a noi, deixa com que noi non possiamo avere neanche una uscita. L'unica uscita è quella che Lui vuole per noi. Non so se vi è successo questo, però a me tante volte. E quando sono arrivata in un luogo che Dio voleva, lì ho capito. Ma mentre stavo passando per difficoltà, provazioni, pianto, noi, Signore, ma perché? Perché Dio mi stava urlando e io non stavo ascoltando. Chiesa, ascoltate ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa. Existe uma expectativa sulla Chiesa. Existe uma expectativa su di noi. Ma io credo che quando noi abbiamo la mente cauterizzata, non riusciamo a vivere questo. Non riusciamo più a muoverci nel sovrannaturale. Non riusciamo a dire Dio ti guarirà e Dio lo farà. Qualche giorno fa ho fatto un sogno molto brutto. E eu l'ho contato anche alla Rose. Mi sta uscendo tutto il trucco, tra un po' mi vedete diversa. Preparatevi. Ho raccontato alla Rose e io ho sognato con la Chiesa perseguitata. E io ho sognato che io ero lì. Eu ero lì nell'ambiente dove questa Chiesa era perseguitata. E io e un'altra ragazza siamo stati presi. Però io guardavo solo, io ero dentro lì, ma quella ragazza era la leader dei credenti che predicavano il Vangelo in quella zona. E quella ragazza era stata presa. E lui ha cominciato a bastonarla, ha cominciato a togliere il suo vestito, a lasciarla nuda in quell'ambiente.
E nella mia mente io sapevo che loro avrebbero fatto a pezzi, ha torturato e avrebbero tagliato quella donna a pezzettino. E io ho cominciato a sentire i dolori di quello che stava succedendo. E io ho cominciato a sentire l'angoscia. Io sapevo che quella donna sarebbe stata uccisa in modo terribile. Ma a un certo punto nel mio sogno, dentro il mio sogno, ho cominciato a pregare. Ma io non ho cominciato a pregare: Signore, liberaci di questo luogo. Eu não cominciato a pregare così. Io ho cominciato a pregare: Signore, invia una bomba in questo luogo che ti faccia morire prima che loro ti uccidano. Signore, invia una bomba. Io ero disperata in quel sogno, io stavo vivendo quello. E quante persone vivono questo oggi? Però se noi non sentiamo questo nella nostra pelle, noi non ci ricordiamo che esistono persone nel mondo che mentre noi siamo seduti qua sono state picchiate, bastonate, distrutte per il Vangelo. Mentre noi ci siamo qua lamentandoci di piccolo caldo, persone sono uccise. E io mi ricordo che Dio ha mandato una bomba e è esploso quel coso. E io sono morta perché nella mia mente io avevo così: se io muoio io vado in cielo in questo momento. Io preferisco morire che stare qua in questo luogo. E non credete che questo era un sogno banale, era Dio facendo capire quão meraviglioso é viver in Italia, quão meraviglioso é poder predicare o Evangelho, é poder lodare in libertà, quão meraviglioso é essere pastore in una città come questa, quão meraviglioso, quanta opportunità che noi abbiamo per vivere questo. Dio ti ama, Dio ti ha scelto in un posto facilissimo, un paese di primo mondo. Ma Dio non vuole che noi pensiamo: oh, povero noi. Nel rifugio abbiamo fatto una dinamica con la psicologa, che lei ci ha dato dei fogli da compilare. E questi ti facevano tantissime domande che ti facevano pensare tantissimo, e tu non sapevi come rispondere, perché sono domande che tu non aspetti. E cominciava lì a pensare, non volevo essere banale, scrivere tutta la stessa cosa. Io ho cominciato a pensare, io ho risposto tutto, e alla fine c'era una frase così scritto: sei sicura che sei stato tu a rispondere, o è stata la tua parte del vittimismo che ha risposto? E dopo lì ho cominciato a ripensare tutte le mie cose. Perché a volte ti servono qualcuno che viene così e ti dice: oh, il mondo non è contro di te. Il mondo è contro i crenti che sono perseguitati nel mondo, che stanno essendo picchiati in questo momento. Il mondo non è contro di te. Dio ti ha alzato un luogo meraviglioso, ma Lui aspetta che tu creda abbastanza da dire ai demoni: vattene via. Dio aspetta che tu creda abbastanza di mettere la mano sull'infermo e dici: sei guarito nel nome di Gesù. E questo succeda, e questi segnali seguiranno coloro che credono. E Dio ti sta dando una parola per questa chiesa, per questo tempo. E non è la parola che tu avevi nella tua chiesa, non è quello che tu avevi nella tua città. È questo tempo, per questa chiesa, per questa città, per questo tempo che tu stai vivendo. Se io vado da mia mamma dirà: così, fai così, fai così, fai così. Però lei è un'altra nazione, un altro pensiero, un'altra chiesa, un'altra vita. Lei ha vissuto in un tempo che non c'era TV. Lei ha vissuto in un tempo dove la mente, tu guardavi gli uccellini, tu sapevi che esistevano gli uccellini. Lei viveva in questo tempo.
dove la mente era fresca, noi dobbiamo combattere. La battaglia più grande che noi combattiamo è contro noi stessi, perché a un certo punto noi abbandoniamo la presenza e cominciamo a camminare contro, lontano, e poi quando vediamo e notiamo, siamo arrivati troppo lontani e non sappiamo neanche come siamo arrivati lì. Ma lo Spirito Santo ha un messaggio nuovo per questo tempo. E lo Spirito Santo ha qualcosa da dire di nuovo per questo tempo. Lo Spirito Santo non vuole che le nostre orecchie siano tappate, che noi abbiamo orecchie ma non ascoltiamo. È bello ascoltare la parola qua sabato, ma quanti mettono in pratica? Coloro che mettono in pratica vivranno le promesse del Signore. Ma coloro che ascoltano, quante volte noi siamo in chiesa ma non siamo in chiesa? Quando noi scendiamo in chiesa, siamo alla presenza qua ma non siamo, non ascoltiamo. Che la nostra mente possa rientrare in noi e che noi possiamo capire che sì, Dio lo può fare, che sì, Dio lo può muovere, che sì, Dio può trasformare, che sì, Dio può guarire. E queste frasi non devono uscire dalla bocca di qualcun altro, devono uscire dalla nostra bocca, perché è a noi che abbiamo Cristo e la potenza di Dio non può essere banalizzata per qualsiasi problema che va di sopra la potenza di Dio. Noi cantiamo, noi ricordiamo: tu sei invincibile, ineguagliabile, sopra ogni nome. Noi cantiamo questo: sopra ogni nome tu sei invincibile, ineguagliabile, sopra ogni altro nome. Qualcuno ci fa del male, come Dio ha permesso questo con me? Passiamo per una difficoltà finanziaria, come se io sono buona. È il tempo che la Chiesa ascolti la voce dello Spirito Santo. È il tempo che la Chiesa rientri in sé e corra alla presenza del Padre e ascolta il Padre che dice: un anello nuovo, una promessa nuova, una veste nuova, un nuovo di Dio, un nuovo di Dio, un nuovo di Dio. È il tempo che noi corriamo di nuovo alla casa del Padre, è il tempo che noi corriamo di nuovo alla presenza e viviamo la potenza di Dio. È il tempo che noi possiamo vivere questa potenza di Dio. E se noi non stiamo vivendo è perché la nostra mente sta cauterizzata. E io credo che noi compreremo un capannone, perché quello che ho vissuto qui mi permette di dire che Dio è un Dio che fa miracoli. Quello che ho vissuto qui mi permette di dire che Dio è un Dio di straordinario. E se noi non crediamo in questo, se noi non crediamo che è il Dio che è dono di tutto, non può darci qualcosa che noi abbiamo bisogno. Settimana scorsa la sorella Raissa ha fatto un modulo da compere di bambini. Ho detto: quanti bambini hanno compilato il modulo? Lei ha detto 53 bambini. Che sono 53 bambini, forse manca ancora, mancano i visitanti. I nostri bambini stanno là passando caldo, freddo, e noi dobbiamo pregare. E noi dobbiamo pregare. E noi dobbiamo riconoscere che il nostro Dio lo può fare. Noi dobbiamo riconoscere che il nostro Dio lo può fare. Dio lo può fare. Qualche tempo fa è stata data una profezia da Enrico su Israele. Però questa persona non sapeva quello che Dio sta muovendo nel segreto. Questo è Dio del sovrannaturale. Questo è Dio del sovrannaturale. C'è stata data una profezia sugli Stati Uniti, ma la persona non sapeva quello che Dio stava muovendo nel segreto. Questo è Dio del sovrannaturale. Non pensare che esistono coincidenze nel regno di Dio.
Non pensare che tu sei venuto qua per sederti in questa sedia bellissima, caldissima, in questo tempio, per nulla. No, no. Dio ha mosso le acque della tua vita, ti ha messo nel deserto. Sai quella frase che io dico sempre? Ti ha tolto dal deserto e adesso è ora. È questo il momento, è questo il tempo. È questo il tempo di capire, è questo il tempo di ritornare, è questo il tempo della promessa nuova, è questo il tempo di cambiare le vesti e dici: eccomi qui, voglio partecipare di nuovo alla casa del Padre, voglio partecipare, voglio ricevere di più di questa potenza di Dio. Tu puoi dire amen? Ascoltate ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa. Lontano dal Padre non c'è onore, lontano dal Padre non c'è cambiamento di vesti, di trasformazione, lontano dal Padre non c'è sigillo, lontano dal Padre non c'è tavola, momenti di comunione, lontano dal Padre non c'è famiglia, c'è tristezza, lontano dal Padre non c'è sicurezza, lontano dal Padre non c'è abbraccio, lontano dal Padre non c'è quel momento caldo. Lontano dal Padre non c'è la potenza. Quindi Chiesa, è tempo di ritornare alla presenza, quella presenza che ci fa credere veramente nel Dio che noi serviamo. È tempo di credere nel Dio che tu servi. E io voglio dichiarare questo. Io voglio dichiarare questo. E se tu puoi aiutarmi, tu puoi dichiarare insieme a me. Signore, io dichiaro com fede. Signore, io dichiaro trasformazione. Signore, io dichiaro trasformazione nei mariti. Signore, io dichiaro trasformazione nelle mogli. Salvezza per la mia casa. Restaurazione sui miei figli. Signore, io dichiaro che i miei figli sono una benedizione. Signore, io dichiaro che i miei figli non si allontaneranno dalla tua presenza. Signore, io dichiaro che tutto quello, ancora, che ha cauterizzato la mente dei miei figli, la mia mente, al punto che io non possa più credere, sia tolto. Io possa rientrare in me e capire la potenza del Dio che io servo. Il mio Dio è invincibile, ineguagliabile, onnipresente, onnipotente, nome al di sopra di un altro nome. Il mio Dio può guarire, il mio Dio può rompere le catene, il mio Dio può aprire le prigioni, il mio Dio può portare salvezza in questa nazione tramite me. Signore, io voglio vivere la potenza di Dio sulla mia vita. Amen? Ti invito ad alzare in piedi. Signore, eu credo em Te, Jesus. Senhor, eu credo em Te, Senhor, eu credo em Te, Jesus. E eu credo em Te, Jesus. E eu credo em Te, Signore. E che ogni dubbio che noi abbiamo di questo, Signore, che oggi sia mandato via, nel nome di Gesù, Signore. E eu credo, Signore. E eu credo che Tu puoi trasformare
Eu credo que tu pode riportare persone di nuovo alla tua presenza. Io credo che tu puoi cambiare, Signore, i pensieri di coloro che pensano che ormai sono stati diventati, hanno un cuore di pietra, che tu dici è un cuore irraggiungibile. Io credo che il Signore può distruggere questa pietra e dare di nuovo un cuore di sangue, un cuore che pulsa, un cuore che desidera la tua presenza. Io credo in questo, Gesù. Io credo, Signore, che tu sei in questa chiesa. Eu credo que tu sei qui in questo momento. Eu credo que tu stai agindo qua in questo momento. Eu credo que a tua presença é qui. Eu credo que nós não siamo soli. Eu credo que existe um angelo del Signore in questo luogo. Eu credo, Signore. Eu credo in questo, Gesù. Eu credo que o Senhor está direcionando questa chiesa, está dizendo qualcosa de novo per questa chiesa, per questo tempo. E eu credo in questo, Gesù. Eu credo que o Senhor não te abbandonato. Eu credo que o Senhor não te ha lasciato. E eu credo que o Senhor está dizendo: ascoltate ciò che lo Spirito Santo dice alla Big Church. Eu credo in questo, Gesù. Eu credo nella potenza del tuo nome, che è al di sopra di ogni altro nome. Eu credo nel movere del tuo spirito. Eu credo nel soprannaturale. Eu credo che ancora i mari possano aprirsi. Eu credo che ancora vite possano essere trasformate. Eu credo che ancora morti possono risuscitare. Eu credo che ancora persone malate possono alzare. Io credo in questo, Gesù. Io credo in questo. Io credo nella potenza del nome che è al di sopra di ogni altro nome. E noi vogliamo dichiarare questo, Gesù. E noi vogliamo dichiarare questo. Noi vogliamo dichiarare questo nome, Gesù. Noi vogliamo dichiarare questo nome, Signore, sulla nostra vita, sulla nostra casa, sulla depressione, sull'ansietà. Noi vogliamo dichiarare, Signore, il nome, Signore, che lo può fare, perché in te c'è potenza, perché in te c'è potenza, Gesù. E noi vogliamo dichiarare questo. Noi vogliamo dichiarare questo. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore animale, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù, e ogni dipendenza spezzerà, ci donerai speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione. La Chiesa non più fortezze, splendide buio, un fuoco sei. Alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra
nel buio un fuoco sei. Io voglio invitarti a venire qua davanti in questo momento. Io voglio invitarti a venire qua davanti e dichiarare questo. Io credo che il Signore lo può fare. Io credo nella potenza di Dio. Io credo nel Signore che trasforma. Io credo che è il Signore che muove. Venite qua davanti. Venite qua davanti e dichiarate questo. Venite qua, tu che credi e che tu vuoi mettere una situazione davanti a Dio. Venite qua a dichiarare: Signore, io credo in questo Gesù. Io credo nella potenza, io credo in questo Gesù. Io credo in Gesù. Io dichiaro Gesù nelle vete, io dichiaro Gesù nelle strade, io dichiaro Gesù nel mio ministero, io dichiaro Gesù nella mia famiglia, io dichiaro Gesù nella mia casa. Io dichiaro questo perché io credo nella potenza di Dio. Io credo nella potenza di Dio. Sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome, Gesù. Gesù sulle vete, Gesù sulle vete, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. Gesù sulle vete, Gesù sulle vete, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. Gesù sulle vete, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più potenze, spegni nel buio un fuoco sei. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, spegni nel buio un fuoco sei. questi sono i sei che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati e essi saranno guariti. Essi saranno guariti. Amen. Tu credi che Dio può fare? Che Dio può battezzare? Che Dio può battezzare i tuoi figli, i bambini nella presenza del Signore? Tu credi che tu puoi parlare in una nuova lingua? Tu credi che se tu metti la mano in una persona che è malata, Lui guarirà? Amen. Amen, Chiesa. È tempo che la Chiesa rientri in sé. È tempo che la Chiesa ascolti la voce dello Spirito Santo e si muova, e si muova, e si muova, e si muova tramite la sua parola. Perché questa è l'aspettativa di Cristo. Perché questa è l'aspettativa di Cristo su di te. Questa è l'aspettativa
nome di Gesù. Noi dichiariamo, Signore, una chiesa piena della tua potenza. Noi dichiariamo una chiesa piena, Signore, di unzioni. Noi dichiariamo, Signore, una chiesa, Signore, che si muove nei sovrannaturali. Noi dichiariamo, Gesù, una chiesa che chiama, che clama, che chiama per ascoltare la tua voce, Gesù. Noi dichiariamo una chiesa, Signore, una chiesa che crede in te, una chiesa che alza la sua voce, una chiesa che dichiara ai demoni di andare via e loro vanno. Noi dichiariamo una chiesa che pregano per ammalati e loro saranno guariti. Una chiesa che crede in te, Signore, che oggi noi possiamo rientrare in noi. Ai Spirito Santo, quanti qua stanno mangiando quello che i maiali vogliono, ma Spirito Santo non è questo i piani che il Signore ha per loro, perché la tua parola dice che ho piano per te, i piani che ho per te sono di pace e non di male, per dare un futuro e una speranza, per darvi un futuro e una speranza. Ai Spirito Santo, che oggi i figli prodigi possano ritornare a casa dei padri, che oggi possano ritornare a casa dei padri, che possano rientrare e vivere questo, Gesù, che possano rientrare e vivere questo, Gesù, che possano rientrare e vivere questo, Gesù, che possano rientrare e vivere questo, Gesù. C'è qualcuno qua che vuole rientrare a casa del Padre, che vuole ritornare al Signore. C'è qualcuno qua che vuole ritornare al Signore. Se c'è qualcuno qua che vuole ritornare al Signore, vieni qua davanti, che noi abbracceremo e ti abbracceremo. Adesso voglio pregare perché bambini, persone siano battezzate con lo Spirito Santo. Marinei, vieni qua a aiutarmi. Zilda, vieni a aiutarmi. Perché noi, se noi diciamo una cosa, non dobbiamo vivere solo di parole, ma dobbiamo vivere di azioni e di vedere la manifestazione di Dio. Dobbiamo vedere la manifestazione di Dio. Preghiamo perché questi bambini ricevono lo Spirito Santo di Dio. Tu credi in questo? Tu credi in questo? Preghiamo perché questi bambini parlano in nuove lingue. Preghiamo perché questi bambini abbiano delle esperienze sovrannaturali con Dio, che non vivono soltanto no naturale, che vivono soltanto per le forze del loro braccio. Preghiamo che possano essere delle potenze di Dio. Tu sei pronto? Tu Padre sei pronto a intercedere? Tu sei pronto a intercedere? Se potete abbassare queste luci, per favore. Abbassare queste luci. Amém? Cominciamo a pregare. Eu chiedo alla Lorde che possa ministrare insieme. Voi siete chiamati come ministri e tangenti della presenza del Signore. Mettiamoci nella posizione in cui Dio ci ha chiamati per fare e per muoverci. Amém? Bambini, lo Spirito Santo è su di voi. Lo Spirito Santo ha una promessa sulla vostra vita. Lo Spirito Santo è colui che può riempirti e riempirvi della sua presenza. Pastore, se mi aiuta a pregare, per favore. Giacomo, per favore, aiutateci a pregare. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Gesù, Spirito Santo, noi dichiariamo, Signore, che la tua presenza, noi dichiariamo che la tua presenza, Gesù, noi dichiariamo che la tua presenza è qui in questo luogo. Noi dichiariamo che la tua presenza è qui in questo luogo e noi non abbiamo paura della manifestazione della tua gloria. Noi non abbiamo, Signore, paura della manifestazione della tua gloria. Noi non abbiamo paura della manifestazione
manifestazioni della tua gloria. E noi vogliamo dichiarare, Signore, bambini che possono essere battezzati con il tuo Spirito Santo. Noi dichiariamo questo, Gesù. Noi dichiariamo questo, Gesù. Noi dichiariamo questo, Gesù. Noi dichiariamo che loro parleranno in nuove lingue, saranno trasformati, saranno guariti, la loro mente sarà liberata da ogni cosa che il nemico ha cercato di dire. Padre, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, noi preghiamo, Signore, noi preghiamo per questo, noi preghiamo per questo, Gesù. Il tuo nome, Gesù, il tuo nome, Gesù, la tua presenza, Gesù, la tua presenza, Gesù, il muovere del tuo Spirito Santo, Gesù, il muovere del tuo Spirito Santo, Gesù, senza paura, Gesù, il muovere del tuo Spirito Santo, Gesù, senza paura, Gesù, il muovere del tuo Spirito Santo, senza paura, Gesù. Spirito Santo, in nome di Gesù. Famiglia, dichiari il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù.
questo, Dio, un versare del tuo spirito su di noi. Apri le porte dei cieli e comincia a versare il tuo spirito sulla tua chiesa. Versa il tuo spirito dai più piccoli fino agli anziani, perché si compie, Dio, quella promessa che tu hai dato dai tempi di Gioele. La tua chiesa ha bisogno del tuo spirito, Dio. La tua chiesa ha necessità di essere battezzata, Dio, da te. Versa il tuo spirito su di noi. Fai scendere la tua gloria sulla tua chiesa. È una chiesa che sta alla tua presenza. È lì dove possiamo essere riempiti dalla tua potenza, Dio. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Fai scendere il tuo spirito, Dio, su di noi. Fai scendere il tuo spirito, fai scendere il tuo spirito. Non siamo qua per giocare, non siamo qua per divertimento, siamo qua per compiere la tua missione. E abbiamo necessità di più di te, Dio. Di più di te, di più di te. Fai piovere il tuo spirito sulla tua chiesa. Fai piovere il tuo spirito su di noi. Spirito Santo, Spirito Santo. Quello che è successo in Atti 2 non può essere solo un ricordo, una storia scritta su un libro, su delle pagine, non può fermarsi a una lettera che noi leggiamo. Deve essere il desiderio della Chiesa fino ai giorni nostri e ancora di più ai giorni nostri. Desideriamo il fuoco dello Spirito sulla nostra vita, essere riempiti e ripieni della presenza e della potenza di Dio. Amen. Che il Signore possa riprendere, a battezzare, a aprire i cieli su di noi e a versare il suo spirito in un modo così grande e a produrre quel risveglio che tanto aspettiamo come Chiesa di Cristo. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono essere parte di questo risveglio? Quanti vogliono vedere un ravvivamento partendo da questa città, partendo dalle nostre vite, partendo dalle nostre case? Io credo che prima di me e di te c'è un Dio che voglia vedere questo risveglio, e è lo stesso Dio che lo può produrre nelle nostre vite, quando troverà dei cuori completamente disposti a andare alla sua presenza, a ritornare in sé e correre verso la casa del Padre. Amen. Che Dio possa farci vivere presto questa nuova stagione spirituale di fuoco e gloria sulle nostre vite. Amen.
Amen. Facciamo un applauso al nome di Gesù. Stiamo per terminare la nostra serata, possiamo accendere le luci. Dobbiamo, prima di dare una benedizione e di ricevere una benedizione, dobbiamo benedire la vita dei fratelli che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni quest'ultima settimana? Raissa, Cristiani Santana Santos. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Amen. Fratelli, sorelle, possiamo alzarci in piedi per benedire la vita? Sapete che seduti non c'è più fresco? Forse sì, ma non è vero, non c'è più fresco, non c'è più fresco. Stendiamo le nostre mani verso di loro, benediciamo la vita delle nostre sorelle. Signore Gesù, mettiamo davanti a te la vita di Raissa, di Cristiani, Signore, di queste nostre due sorelle a cui hai dato un altro anno meraviglioso da vivere davanti a loro. E vogliamo chiederti, Signore, e dichiarare che sia un anno prospero, un anno pieno di vita, pieno di pace, pieno di gioia, di allegria, di salute, delle migliori benedizioni che tu hai già preparato davanti a loro, ma soprattutto un anno pieno della tua presenza nelle loro vite e nelle loro famiglie. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Allora che questa stessa benedizione possa essere su tutti quanti noi e sulle nostre case, che la gioia e l'unità che il Signore può portare nelle nostre case riempia questa settimana, che la sua salute, che la sua pace possa essere con tutti quanti noi e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa e in quanti siamo... Noi siamo uno! Dio vi benedica nel nome di Gesù. C'è cachorro kenchi, hot dog, panino caldo, cane caldo.